Un'odissea quella che hanno vissuto ieri pomeriggio i 315 passeggeri che sono partiti dall'isola di Lampedusa, che al termine delle loro vacanze facevano ritorno a Porto Empedocle, tra questi anche 80 migranti diretti alla città empedoclina per la loro identificazione e il successivo trasferimento presso altre strutture. Un guasto al portellone del traghetto Lampedusa-Porto Empedocle ha tenuto in ostaggio i passeggeri che sono stati costretti a scendere a Linosa per diverse ore. Il traghetto Sansovino della Caronte Tourist era partito come ogni mattina da Lampedusa per tornare a Porto Empedocle, ma durante le operazioni di imbarco a Linosa il portellone di poppa non ha retto ed è caduto in mare, staccandosi definitivamente dall'imbarcazione. Tutti coloro che erano sulla nave sono stati quindi costretti a scendere sulle coste della piccola isola di Linosa, portando anche i propri mezzi sulla terraferma, tutti insieme ad attendere i mezzi sostitutivi per raggiungere Porto Empedocle senza alcun distanziamento, e quindi è arrivata la Cossiria che navigava verso Lampedusa e fatti salire a bordo, mentre i restanti 150 sono stati imbarcati sull'aliscafo con una corsa straordinaria, con l'arrivo a Porto Empedocle in tarda nottata. Sulla vicenda è anche intervenuto il deputato agrigentino di 5 Stelle Di Caro, che afferma come da 15 anni la motonave Sansovino è oggetto di manutenzioni raffazzonate che mettono a rischio l'incolumità dei passeggeri, dando una pessima immagine dell'isola e ai turisti che vi arrivano. Con un'interrogazione parlamentare De Caro ha chiesto all'assessore alle infrastrutture Falcone la sostituzione della Sansovino con traghetti Paolo Veronese e Carpaccio, questo prima di garantire la tratta con i nuovi mezzi. Per l'onorevole Di Caro la Caronte Tourist non può fare solo cassa a discapito della sicurezza dei passeggeri. Intanto raccogliamo la testimonianza di chi ha vissuto questi momenti direttamente sul posto. È dalle 14 che siamo bloccati sull'isola di Linosa dopo che il portellone della nave Sansovino è caduta in mare. Adesso siamo trattati da bestie, proprio una situazione veramente drammatica, perché le persone sono state scese su disposizione delle autorità nel porto di Linosa, e praticamente, se voi vedete, dopo che è arrivata la seconda nave che sta imbarcando i mezzi pesanti con i passeggeri verso Lampedusa, e partiranno stasera alle 22 per Porto Empedocle per il ritorno. E praticamente ora è arrivato l'aliscafo e ci stanno dicendo che l'aliscafo deve andare prima a Lampedusa per fare scendere i passeggeri e dopo ritornerà a Linosa alle 21 per portarci a Porto Empedocle. Una situazione veramente pirandelliana, perché sulla nave Sansovino c'erano gli immigrati e li hanno imbarcati già sulla seconda nave arrivata da Porto Empedocle, mentre noi poveri italiani siamo qui a Linosa dalle ore 14 messe sotto il sole, senza neanche una bottiglia d'acqua dataci da qualche volontariato, da qualche associazione, da qualche persona volontaria. Di queste associazioni ce ne sono tante in giro per l'Italia. Qui per noi e per tutti questi passeggeri che ci sono, che lo vedete a Linosa, praticamente neanche una bottiglia d'acqua. Siamo veramente stremati dal viaggio, un'odissea.